Amici collegati all'ascolto sui canali della Lega Nazionale Dilettante YouTube, tra pochissimo qui in campo, dal campo comunale di Inesima a Catania, la 19ª giornata del campionato femminile di Serie C. Siamo nel girone D tra Catania e Academy Abbatese 2021. Noi prima però di entrare nel vivo della partita siamo stati a bordo campo per sentire gli allenatori di ambedue le squadre. A tra poco. Mister Silvestro Reitano, tecnico del Catania. Mister, è una partita complicata quella di oggi, arriva la terza della classe. Che Catania troveremo oggi in campo? È un Catania che abbiamo visto in tutte le altre partite, un Catania convinto di quello che può fare. Arriviamo qui con la consapevolezza di sapere di essere una buona squadra e quindi metteremo in campo tutto quello per cui ci alleniamo durante la settimana. Una settimana complicata, prima la partita con la Salernitana, 3-0, vittoria importante, oggi la Batese. Come si prepara una settimana così importante con due impegni così ravvicinati? Abbiamo cercato perlomeno di lavorare sui dettagli, no? Perché poi il tempo è veramente poco, tra una partita e l'altra c'era 1 o 2 giorni di stacco e poi si ricominciava a giocare, quindi abbiamo preparato i dettagli e poi magari sui dettagli cercare di fare e mettere in campo sempre quelle che sono le nostre idee. 3-4 giocatrici inserite a dicembre che però si sono ambientate subito in maniera molto rapida. Che lavoro ha fatto per farle inserire in così poco tempo? Diciamo che siamo partiti da una base importante perché comunque parliamo di giocatrici che nella loro nazione hanno fatto un campionato importante, quindi comunque parliamo di giocatrici pronte e questo mi ha aiutato soprattutto per far capire loro cosa significava giocare in Italia rispetto all'Estonia e devo dirti che poi ci hanno sorpreso perché comunque si sono ambientate da subito e hanno dato una mano importante alla squadra e anche e soprattutto a quello che è stato il campionato fatto fino adesso. In bocca al lupo. Crepi il lupo. Con il tecnico dell'Accademia Abbatese Desarno, mister, è una grande stagione questa, l'Abbatese, è possiamo dire una sorpresa di questa a 4 partite dalla fine. Buongiorno a tutti, sì assolutamente, infatti colgo l'occasione per complimentarmi con lo staff, con la società e con le calciatrici perché stiamo facendo un lavoro meraviglioso e quindi diciamo che noi il nostro progetto era quello della salvezza, quindi siamo diventati un po' la squadra guastafeste diciamo, di questo campionato. Naturalmente sappiamo la partita che è importante perché nonostante non guardiamo la classifica perché sarebbe presuntuoso da parte nostra perché sappiamo che le due più forti del campionato sono la Salernitana e il Catania e infatti noi guardiamo il nostro percorso anche a dicembre quando loro si sono ancora attrezzati di più, noi ci siamo stretti e se volevamo stare al loro passo dovevamo guardarci dentro e migliorarci ancora di più e le ragazze lo hanno fatto perché ci stiamo giocando questa partita diciamo molto vicino. Che Abbatese troveremo oggi in campo? La stessa Batese di sempre, come ho detto noi guardiamo partita dopo partita, non possiamo fare calcoli, quindi noi ci giochiamo la partita con serenità, il lavoro quotidiano cercheremo di metterlo in campo e vinca il migliore. Allora in bocca al lupo. Crepi. 6 punti separano Catania e Academy Abbatese in classifica a 4 partite dalla fine dei giochi, almeno per quel che riguarda la stagione regolare di questo girone di Serie C, ed allora un motivo in più per vivere con attenzione questa quart'ultima partita della Serie C femminile in diretta sui canali della Lega Nazionale Dilettanti YouTube. Buon pomeriggio da Giovanni Saeli in diretta dal campo comunale di Inesima, quartiere della città di Catania, dove il Catania femminile almeno per il momento vive le proprie partite casalinghe in attesa dell'arrivo dell'ormai riottenuto centro sportivo Torre del Grifo. E dunque siamo pronti per vivere le emozioni, questa partita che dicevamo particolarmente attesa vista la distanza in classifica. Oggi il Catania potrebbe chiudere i giochi per quel che riguarda il primo posto o viceversa potrebbe riaprirli l'Abbatese. Dunque Catania attualmente primo in classifica con la grafica a cura della nostra regia, che ringrazio, Andrea Puleo. In primato dicevamo Catania a 42 punti, a seguire Salernitana e Academy Batese a 36, poi Palermo 28, seguono Colleferro 23, Pink Sport Time Bari 22 e Villaricca 21. All'ottavo posto il Lecce con 18 punti ad aprire insomma la zona play-out, 15 punti per il Matera. Insieme al Cus Unical e Virtus Marsala chiudono così la classifica rispettivamente a 5 e 3 punti. Questa è la situazione in classifica. Vediamo le partite di quest'oggi, appunto oltre a questa match tra il Catania e l'Abbatese.
si gioca anche sui campi del Cusunical contro il Marsala, Matera Salernitana e poi Palermo Pink Sport Villaricca Lecce. Riposa quest'oggi il Colleferro. Passiamo alle formazioni in attesa che le squadre raggiungano il terreno di gioco con la formazione ospite del tecnico Antonio De Sarno, che schiera un 4-1-4-4-1 in porta. Andrà Pascale, la numero 25, mentre a difesa a destra, a sinistra Papaleo, Cete, Vilmente, Vigiani, Panzeri, queste le scelte tecnico per quel che riguarda difesa. Poi Battimeli al centro del centro-destra, a destra Pellecchia, a sinistra, poi ancora al centro del campo Dorso Catalano, attacco Penna. Queste le scelte della formazione ospite, mentre per il Catania un 3-5-2 passivo, quello scelto da Silvestro Reità, che schiera tra i Macera a destra, Panarello, a sinistra, centrale offensiva Fagol, in centrocampo Pals, mentre accanto a lei, diciamo, una ala destra Cammarata, mezza alla sinistra Basilotta, sulle fasce a sinistra Lilimae e a destra Vacchino. Terminale offensivo curato da Martinelli e Tern. Queste le scelte del tecnico Silvestro Reitano quest'oggi per la 19ª giornata del campionato di Serie C femminile. Vivremo anche ovviamente per dire ancora una al razzismo di gioco, campi di gioco, ma non solo, insomma, un po' ovunque che il razzismo e dunque viviamo momento ad inizio gara, a dire il momento di contrarietà a tutto quello che è il razzismo e la discriminazione razziale, oltre ogni colore e oltre ogni forma. Dunque tra pochissimo squadre in campo. Una partita molto sentita a ambedue i lati, perché è chiaro che l'Abbatese vuole riaprire i giochi dopo che mercoledì il Catania ha battuto per 3-0 la Salernitana, proprio qui ennesima. Insomma, un mercoledì che ha sorriso alle ragazze di Reitano, che dunque sono volate proprio a +6 dalla Salernitana e a +6 anche dall'Abbatese, che chiaramente oggi arriva a Catania per provare delle estoni. Avevamo parlato insomma di Alexandra Fagol, Liselle Pals e Mary Lise Lilemae, insieme ovviamente a Cristina Tern, che da quando è arrivata a dicembre ha già realizzato 12 gol. Insomma, 4 ragazze estoni, che stanno facendo la differenza qui a Catania e hanno dato un grande apporto. È chiaro che adesso la formazione del presidente Ross Pelligra stia puntando ormai a un salto di categoria. Ricordiamo che le prime due di ogni girone andranno poi a fare i playoff, in questo caso girone D che farà i playoff con il girone A, e dunque Catania, che mantenendo attualmente il primo posto, andrebbe ad incontrare la Pro Sesto. Dunque squadre che stanno raggiungendo il campo, e tra pochissimo avremo modo di mostrarvi tutte quelle che sono le immagini qui in diretta da Nesima. Arbitri dell'incontro il signor Umberto Forti della sezione di Caltanissetta, così come l'assistente 1 Leonardo Zervasi e l'assistente 2 Luca Turco. Questo è il trio arbitrale che dunque guiderà l'incontro. Dunque squadre che stanno per raggiungere il rettangolo di gioco, guidate proprio dall'arbitro dell'incontro, abbiamo detto il signor Umberto Forti da Caltanissetta. E dunque ultimi istanti, mentre è già pronta la panchina del Catania, che è già entrato sul rettangolo di gioco, mentre la panchina dell'Abbatese ancora non si è vista. Insomma, si aspetta la formazione
Campana in campo per poter dare il via alle ostilità. Siamo già insomma in ritardo, 14:31. L'orario era previsto insomma 14:30 all'inizio della gara, dunque qualche attimo di ritardo con il Catania già pronto sul rettangolo di gioco. Catania che oggi giocherà con la seconda maglia, quella bianca, sia maglietta che pantaloncino, e dunque quest'oggi non vestirà i tradizionali colori rosso e azzurro. Dunque parlavamo anche di quel che riguarda i gol segnati in questa stagione, squadre che possono contare su due veri bomber. Da un lato Cristina Tern, dicevamo 12 gol con un rigore in questi 12 realizzato, chiaramente l'Estone è arrivata solo a dicembre, insomma un impatto devastante per quel che riguarda il Catania, che proprio in quel periodo ha perso invece Vittoria Musumeci, andata in Serie A tra le file del Napoli. Insomma un doppio salto di categoria per un talento, quello catanese, che adesso si sta mettendo in mostra appunto tra le file del Napoli. Il debutto qualche settimana fa insomma ha fatto emozionare un po' tutti gli amanti del calcio femminile per questa storia, questa favola che appunto ha visto una giovanissima catanese volare direttamente nel grande calcio femminile. Allora dunque sentite la musica di sottofondo. Ecco. Eccole dunque le squadre in campo. Catania e Abbatese fanno il proprio ingresso sul rettangolo di gioco. Catania in completo bianco, mentre Abbatese in completo grigio scuro. Dunque la 19ª giornata che prende il vivo in questo campo comunale di Nesima, mentre davanti a noi i tifosi rossazzurri hanno acceso fumogeni rosso-azzurri. Insomma è un momento adesso con in campo la lettura, appunto avevamo anticipato, per quelle che riguarda il messaggio contro il razzismo. Ieri è stata la giornata appunto contro la discriminazione, e dunque adesso avviene come su tutti i campi per quel che riguarda la FIGC, dalla Serie A in giù viene letto appunto il messaggio contro il razzismo in campo e fuori. Ricordiamo ieri la giornata, ieri 21 marzo, la giornata contro il razzismo. Gli applausi del comunale di Nesima per questo momento dedicato appunto contro il razzismo, e di capitani Cammarata e Catalano che vanno a scambiarsi il 5 e vanno dunque a decidere le disposizioni in campo. Dunque possiamo già anticiparvi che l'Abbatese andrà alla destra dei vostri schermi e teleschermi, attaccando verso sinistra, viceversa il Catania. Dunque ultimi riti prepartita, l'andata è stata una partita molto complicata per il Catania. Basti pensare che l'Abbatese si impose per 5-1 davanti al pubblico amico di Sant'Antonio Abate, un 5-1 che chiaramente pesa sul percorso comunque splendido fin qui del Catania. Insomma un 5-1 sicuramente da riscattare per le ragazze di Silvestro Reitano. Colpirono 2 volte Nicolette, Battimelli, Penne e Catalano per l'Abbatese. Dall'altra parte invece l'unica rete fu quella di Martinelli. Insomma una partita chiaramente che oggi il Catania vuole riscattare, una partita sicuramente importante quest'oggi, perché il Catania, l'abbiamo detto nel prepartita, potrebbe annullare, insomma potrebbe virtualmente chiudere la corsa per il primato e volare a +3 almeno dall'Abbatese, aspettando chiaramente il risultato che la Salernitana deve maturare a Matera. Ricordiamo che Abbatese ha vinto proprio sul Matera la scorsa giornata per 1-0, mentre per quel che riguarda il Catania appunto mercoledì
il 3-0 contro la Salernitana. Prima ancora ne aveva segnati 4 al Marsala, dunque 7 gol senza subire reti nell'ultima partita. Catania che non subisce gol dalla 10ª giornata nella vittoria esterna sul campo del Lecce Women per 3-1. Da quel momento in poi la formazione di Retano non ha più subito gol, dunque 8 partite consecutive senza subire reti, un dato molto importante per quel che riguarda la formazione rosso-azzurra. Dunque squadra in campo sarà Cristina Tern a dare il primo pallone del match. Fischio dell'arbitro, si inizia in questo, anzi no, falsa partenza, bisogna rispettare le linee. E dunque inizia adesso Catania contro Academy Abbatese 2021, con il primo pallone messo in avanti dal Catania, già in rimessa laterale. Come vi dicevamo, il Catania appunto oggi in completo bianco, che attaccherà da sinistra verso destra dei vostri schermi e teleschermi, viceversa invece l'Academy Abbatese da destra verso sinistra. Dunque palla già giocata dalle parti di Tern, che poi allunga là dentro, ha spinto qua, gran colpo di Cristina Tern, ha già provato a mettere in difficoltà la formazione catanese. Allora adesso ancora una rimessa laterale. Facchino, spalle alla porta, Cammarata porta il pallone con l'esterno, poi in buca per Tern che prova a girarsi, intervento sul pallone Abbatese che allontana il pallone come può. Occhio alla ripartenza delle ragazze di De Sarno. Qui si lotta sul pallone, poi Faggol ottiene forse il meglio da quella posizione lì, ovvero la rimessa laterale in proprio favore. Dunque si gioca. Pallone lungo, non può arrivare Nicoletti, dunque ancora rimessa laterale in favore del Catania. Ancora rimessa laterale, stavolta cambia il colore, saranno le ragazze di Sant'Antonio Abate a battere questa rimessa laterale. Qui un contrasto, c'è il fallo in favore del Catania, fallo commesso da Catalano, e dunque Catania che può impostare. Già volati via i primi 2 minuti di gioco. Dato via il sole qui al Comunale di Nesima, prevista anche un po' di pioggia. Una giornata comunque ventosa e abbastanza fredda per essere ormai in primavera qui a Catania. Torniamo sul match. Catalano scappa via, subisce fallo, no, non c'è nulla su Catalano. Il gioco è stato fermato perché è rimasta a terra una giocatrice del Catania. E allora lo staff medico rossazzurro che entra sul rettangolo di gioco. Con Basilotta che è rimasta giù, ha preso un colpo al volto e dunque gioco che deve essere chiaramente fermato da regolamento. Papaleo rimette in gioco il pallone e lo mette avanti. Poi dall'altra parte Pellecchia prova a mettere in mezzo, allontana Faggol senza pensarci troppo, concede una corner e dunque andrà proprio Nicoletti a battere questo primo corner della partita.
anzi no, va Calvanese. Pallone scodellato nel mezzo sul palo corto, palla allungata da Martinelli, poi può ripartire subito il Catania con Cammarata. Porta il pallone avanti, lo lancia all'indirizzo di Lilelmae. Pallone avanti per Tern, forse in posizione regolare, pallone comunque fermato. Allora si gioca al centro del campo con Vacchino che alza un campanile. Sono ragazze estoni che provano a far valere la propria qualità, con Tern che corre su questo pallone in posizione regolare. Prima ad arrivare però da quelle parti Vigiani. Poi pallone messo avanti per la solita Penna ad inseguire la sfera. Penna si intromette e mette in difficoltà Panarello. Poi ancora Batese che può ribadire in avanti con Pellecchia sul lato di destra. Ultima a toccare, sembrava avesse toccato una giocatrice del Catania, non secondo il direttore di gara, e dunque rimessa laterale in favore delle rossazzurre. Si muove Lilima e il pallone adesso in mezzo dove Calvanese lotta, poi serve come può Catalano. Ultima a toccare stavolta Pals, e dunque con le mani Calvanese in avanti, lotta sul pallone Catalano, poi spazza via la sfera Basilotta. Tern è bravissima a rifinire per Martinelli, poi ancora palla in avanti per la corsa di Tern, allunga quanto basta qui Calvanese, anzi Panzeri, pardon. Poi Pascale evita guai peggiori, concede la rimessa laterale alle rossazzurre. Catania che prende campo e dunque palla messa in avanti. Tern non protegge benissimo il pallone, allontana la Batese. Penna deve chiudere in dietro dove Basilotta ha già rifinito per Vacchino. Vacchino prende il centro del campo, poi centralmente per Martinelli. Cammarata si inserisce, ancora Cammarata chiede l'ingresso a Lillimae, poi ancora Catania con la buona cosina di Pels per Lillimae. A sinistra il pallone è buono, giocabile. Lillimae salta la propria avversaria. Panzeri prova ad allontanare i guai, non è finita però, anzi sì, con Basilotta che tocca ma non riesce a tenere il pallone in campo. Dunque rimessa laterale. Giornata molto fredda qui al Comunale di Nesima, chiaramente anche per il vento che si è alzato quest'oggi su Catania. Deve rincorrere il pallone adesso Papaleo, allunga come può, deve concedere una rimessa laterale, chiedeva la palla corta Battimeli. Dunque Cammarata, Battimeli per Dorso, ancora Battimeli, prova ad insistere, Penna non arriva, allontana Panarello dalle parti di Martinelli. Si alza un campanile, palla direttamente in rimessa laterale e dunque ancora Catania in avanti. Sono già volati via praticamente 8 minuti, 0-0. Una prima timida occasione in favore del Catania quando al primo minuto Tern ha provato a colpire, un buon inserimento, non è riuscita però a battere Pascale. Vacchino salta la propria marcatrice, poi ancora Vacchino a destra per Tern che prova a prendere l'interno, ancora Tern prova a sfondare la propria marcatura, poi Dorso riesce a tenere in campo. L'ultima a toccare è proprio la 13 del Catania e dunque rimessa dal fondo con l'Academy Abbatese che può alzare il proprio baricentro e ripartirà dai piedi di Pascale. Si riparte, Pascale gioca corto, Panzeri, poi Papaleo ottiene una rimessa laterale sulla pressione di Vacchino. Palla lunga, Panarello sovrasta la propria diretta avversaria, poi Penna qui rifinisce. Dunque Nicoletti pronta a rimettere in gioco il pallone, lascia la sfera a Papaleo con le mani. Papaleo lungo
Penna prova a girarsi, non ci riesce, là 57 deve inseguire Panarello che adesso mette il pallone lungo nella terra di nessuno, lì solo l'estremo difensore della Batese, Pascale, che ha già rimesso in movimento la sfera per Calvanese. Poi Pellecchia prova a scarpar via, non gli riesce, poi un rimpallo aiuta ancora la 44, ultima a toccare poi una giocatrice rossazzurra, dunque ancora rimessa laterale in favore delle ospiti. Dunque Calvanese con le mani in avanti, pallone messo per Penna, trattenuta un attimo, poi si può giocare, allora si deve ripartire da Macera con i piedi centralmente, rischia qualcosa Macera, ma è una gran giocata quella per Basilotta che poi, pardon, per Cammarata che poi può rimettere in gioco la sfera, dove Tern però non arriva, allora Dorso corre all'indietro, Papaleo, la pressione del Catania sul portatore di palla, Panzeri, Calvanese, uno sguardo in avanti, lungo il pallone per Penna, forse troppo lungo, arriva anche Macera che tiene il pallone in gioco e poi lo consegna a Alexandra Fagol. Vacchino, corto il pallone, la 30 prova a sistemare la sfera, poi rifinisce per Pols. Ancora Vacchino. Lascia il pallone a Panarello con le mani. Qui ancora rimessa laterale, ancora Panarello con le mani. Cammarata anticipata, ancora una rimessa laterale con il Catania che guadagna metri. Ancora stavolta andrà Vacchino con le mani. Si muove Cammarata, si muove Tern, pallone proprio per la 10, ancora Cammarata, uno sguardo alla porta, addirittura prova ad andare in porta, pallone lungo, una timida occasione questa di Cammarata che però prova ad impensierire dalla distanza Pascale, pallone direttamente sul fondo. Dunque si ripartirà con la rimessa già battuta, dunque Vigiani poi Calvanese. Prova ad allungarsi la Batese, spassa il pallone, qui trattenuta abbastanza evidente, rischia anche il cartellino, in questo caso di Vittorio, si gioca comunque, dunque calcio di punizione. Con le proteste chiaramente del tecnico De Sarno che chiedeva qualcosa in più oltre l'ammonizione verbale. Panzeri con i piedi lunghissimo direttamente al centro, cade a terra la palla, arriva lì il tiro da parte di Catalano, c'era comunque la posizione offside della numero 7, grande occasione qui per la Batese con Catalano che però è partita qualche attimo in anticipo e dunque lasciata in posizione di fuorigioco dalla difesa rossazzurra. Dunque Matilde Macera, estremo difensore del Catania che andrà lungo con i piedi. Si lotta al centro del campo, Vacchino di prima intenzione per Cammarata che però non aveva intuito l'idea della propria compagna, poi Nicoletti deve concedere una rimessa laterale dove Panarello sta già battendo con le mani. Centralmente Cammarata anticipata, dunque prova a giocare questo pallone Catalano, ancora Catalano tiene il pallone in gioco, Nicoletti la tocca, si può giocare, è tutto regolare, pallone che non è uscito, Tern appoggia per Pels, poi pallone ribadito dalla difesa della Batese. Qui pallone messo lungo, prova a correre sulla sfera Nicoletti, a spalla con Panarello. Dunque rimessa laterale dove la 22 è già pronta a giocare la sfera, corta per Vacchino. Primo controllo, poi spalle rispetto alle proprie avversarie, dunque si gioca qui. Vola di fatto Papaleo. Per lei oggi gli straordinari con Tern che in fase offensiva si allarga parecchio, praticamente un 3-5-2 che in avanti diventa
un 3-4-3. Facchino si allarga anche Tern. Qui il pallone è uscito, dunque rimessa laterale. Quarto d'ora di gioco, 0-0 ancora tra Catania e Accademia Abbatese. Cammarata, travolta, calcio di punizione. Qui d'esperienza Cammarata. Fatta un po' travolgere, un pizzico di esperienza qui. All'intelligente Alessia Cammarata, classe 2002. Occhio a questo calcio piazzato. Tutto il Catania all'altezza del secondo palo. Martinelli dentro sul primo, Tern non tocca la palla, rimane lì e arriva il gol probabilmente da assegnare proprio a Martinelli, che fa 1-0 e avanti il Catania al quarto d'ora di gioco con la realizzazione di Giulia Martinelli. Pallone messo sul primo palo, non tocca nessuno e alla fine la palla entra in porta. Dunque 1-0 a... Andiamo a rivedere, vedete, non tocca nessuno. Palla scodellata nel mezzo. Non tocca praticamente nessuno, forse ha provato a intervenire insomma il difensore della Batese, ma ormai il pallone aveva già oltrepassato la linea, dunque gol da attribuire a Martinelli, 1-0. E dunque vediamo se arriverà adesso la reazione da parte della Batese. Palla in avanti con Pelecchia che prova a ribadire, ultima a toccare proprio Pelecchia, e dunque rimessa laterale. E chiaramente in queste partite molto tese, molto sentite, gli episodi e i calci piazzati possono fare la differenza. Qui il Catania è stata molto bravo a giocare bene questo calcio piazzato e di fatto realizzare il gol del vantaggio al quarto d'ora. Palla ancora in campo, dorso, poi deve correre Cammarata, prova a levare ogni dubbio Facchino con i piedi. Nicoletti, qui sbaglia l'appoggio, può ripartire il Catania con Tern che prende l'interno, ancora Tern, si è allargata Basilotta, la palla è per lei, ancora Basilotta a lungo per Lilimae, prende il fondo la 72, ancora Lilimae dentro il pallone, Pascale puntuale, deve evitare ogni pericolo, qui Pascale rinvia, tutto regolare, no, calcio di punizione. Qui ha rischiato il cartellino giallo Martinelli, insomma panchina del Catania che chiedeva chiarimenti al direttore di gara. Qui pallone giocata per Calvanese, torniamo sul campo con Nicoletti che tocca con il tacco per la velocità di Pellecchia, ancora una trattenuta qui su Penna, qui protesta e rischia qualcosina Penna dopo il fallo subito.
Calcio di punizione, dunque, dicevamo, occhio ai calci piazzati perché in queste partite possono fare la differenza. Calcio di punizione. Pallone scodellato nel mezzo, Macera tocca la palla, rimane lì, arriva Penna, poi con le mani Penna. Insomma, tocco evidente con il braccio, ha rischiato qualcosa Macera in uscita che ha toccato ma di fatto non è riuscita a respingere la sfera, palla che era rimasta nell'area piccola. Macera un attimo in anticipo, ha poi fermato il pallone con il braccio. Occasione sprecata qui per l'Accademia Abbatese. Mentre sicuramente dobbiamo rivedere anche il gol che in un primo momento abbiamo assegnato a Martinelli, perché probabilmente proprio sulla linea è arrivato il tap-in vincente di Panarello. Questo poi durante, insomma, il primo tempo avremo modo di rettificare con assoluta certezza, grazie ovviamente anche al coordinamento giornalistico, come sempre per quel che riguarda la Serie C femminile, curato da Vita Locantore. Vi ricordo anche di seguire tutti gli approfondimenti sul sito della LND.Dipartimento Femminile, un sito sempre aggiornato per quel che riguarda la Serie C femminile, ma non solo, anche tutto quello che riguarda il mondo dilettantistico del femminile, compreso ovviamente la rappresentativa femminile che vi abbiamo già raccontato al torneo di Viareggio. Dunque un mondo a 360 gradi, così come i social e l'applicazione, la nuova applicazione della LND che trovate su tutti gli App Store, dove potete consultare le classifiche sempre aggiornate e gli approfondimenti sul mondo del calcio dilettantistico, insomma il calcio vero, quello degli italiani, dove insomma militano la maggior parte dei calciatori della nostra nazione. Torniamo sul campo, palla lunga per Cammarata che rifinisce per Martinelli, di prima intenzione per Terna, Panzeri fa buona guardia, poi affida il pallone a Pascale. Calvanese, occhio all'arrivo di Lili Mae che le sottrae il pallone, si lotta ancora su quella porzione di campo, poi Pels deve gestire bene la sfera. Di Vittorio Fagol prende il tempo alla propria avversaria, Fagol centralmente, poi va da Vacchino con la testa, evita guai peggiori Papaleo mettendo il pallone in rimessa laterale. E dunque una prima parte di primo tempo sicuramente a tinte rossazzurre. Formazione di Reitano che sta assolutamente gestendo il match fin qui, qualche spunto in casa abbatese, però fin qui per onestà intellettuale Catania che sta meritando il vantaggio. Terra messa giù, non c'è fallo, si era alzata una bandierina, non sappiamo per cosa, ma si gioca. Dorso rischia qualcosa, poi Papaleo appoggia da Panzeri, ancora Panzeri, gioca davanti alla propria area piccola, rischia insomma di far danni Panzeri, poi con grande autorità consegna il pallone a Calvanese. Sguarda avanti, dritto per Penna, ancora una volta trattenuta, stavolta non arriva però il fischio da parte del direttore di gara, dunque si riparte dai piedi di Macera. Centralmente prova l'anticipo Basilotta, poi Pels come sempre presente lì al centro del campo. C'è un batti e ribatti, pallone che arriva dalle parti di Vigiani. Dorso alza il pallone, la terra di nessuno se non di Vittorio, che deve stare attenta però all'arrivo di Penna. Qui non c'è fallo, si gioca, il pallone però è uscito e dunque rimessa laterale. Con le mani di Vittorio. Pels poi avanti per Basilotta, allarga il campo dalle parti di Vacchino, passaggio imprendibile per la numero 30. Papaleo con le mani.
Palla lunga dalle parti di Penna, che oggi sta facendo davvero a sportellate con la difesa catanese. Dorso in due su questo pallone, alla meglio però Cammarata, e allora Basilotta rifinisce troppo lungo per Martinelli. Dunque Panzeri, serve il pallone per Calvanese dalle parti di Pellecchia, braccata da Lillimae, preferisce scaricare sul Calvanese, che poi di prima intenzione imbuca per Nicoletti ad inseguire il pallone. Ancora Nicoletti, occhio a questo retropassaggio, insomma rischia qualcosa in fase difensiva il Catania con Panarello. Con la testa ha servito Macera, era lì pronta a rubare l'attimo Nicoletti, qui spinta con le mani Cammarata, fallo abbastanza evidente quello commesso da Battimeli. Partita molto nervosa con Penna, che più di una volta ha avuto qualche discorso con il direttore di gara, a rischio cartellino giallo. Aurora Penna, classe 2005, sicuramente un talento interessante da coltivare. Nel frattempo occhio a Lillimae, arriva il gol del 2-0, la felicità di Mari-Lis Lillimae. 2-0, Catania avanti. E dunque il 2-0, andiamo a rivedere, guardate qui, calcio di punizione, battuto anche in maniera abbastanza rapida. Abbatese sorpresa di prima intenzione qui, Lillimae, gran gol. Proteste ancora da parte di Sarno. Nel frattempo, dicevamo, gran bella realizzazione da parte di Mari-Lis Lillimae. Nel frattempo c'è il cartellino giallo per il tecnico dell'Academy abbatese. Ancora proteste. (26esimo minuto), primo cartellino giallo della partita all'indirizzo del tecnico dell'Academy abbatese. Pels, e finisce per Vacchino. Qui grande intervento sul pallone, l'intervento di Papaleo, che però la palla non la tocca alla fine, dunque tocca solo a Vacchino in un secondo momento. Qui cartellino giallo che non arriva, ha rischiato insomma Papaleo. Partita molto fisica quella delle ragazze dell'Academy abbatese, che stanno insomma facendo sentire la propria fisicità. Col destro andrà Virginia Basilotta. Occhio, perché fin qui i gol del Catania provengono da due calci piazzati. Basilotta sul limite dell'area dell'Orso, prova ad allontanare, la palla rimane lì, si gioca. Papaleo alza la sfera, ad inseguirla come sempre Nicoletti. Ancora Nicoletti, ma c'era fuori dai pali, che poi rilancia non benissimo. Ci pensa Lillimae ad allungare direttamente per Terna, sorprende però anche Terna, e dunque pallone che arriva tra i piedi di Pascale. 2-0, l'impressione però che la partita non sia ancora chiusa, considerando che sono passati solo 28 minuti di gioco dei 90 a disposizione delle due squadre. Chiaro è che il Catania fin qui ha sfruttato praticamente tutte le occasioni a propria disposizione, insomma praticamente 4 calci piazzati giocati. Qui Penna ancora trattenuta, seguiamo nel frattempo questa azione. Nicoletti rifinisce per Catalano, che prova ad allungare proprio per Nicoletti. Qui ottima guardia da parte di Vacchino, che protegge la sfera attendendo l'arrivo di Matilde Macera, che con le mani blocca, e dunque adesso gioca il pallone con i piedi. Pels, Vacchino, Pels chiede palla, si va prima da Panarello, poi Pels in mezzo a due, finta, poi va da Basilotta, si muove a Vacchino, la palla è per lei, uno sguardo in avanti, chiede palla dall'altra parte a Lillimae. Ancora Vacchino che prova a prendere il fondo,
Stop di Vacchino, scappa via la propria avversaria, vediamo se va dentro, sì va dentro, Cammarata di prima intenzione, poi terra, la palla rimane lì, Lillima e non tocca nessuno, grandissima occasione per il Catania, comunque c'era la bandierina alta, dunque fuori gioco, però grande occasione per il Catania, avanti 2-0. Una grande super Lara Vacchino sull'out di destra che ha messo in grande difficoltà la difesa abbatese. Adesso prova il break Vanessa Panzeri, porta a spasso il pallone, poi salta anche Basilotta, salta tutto e messa giù. Arriva il cartellino giallo, no. Insomma, pressione che già in questo primo tempo l'arbitro ha evitato di estrarre il cartellino giallo da un lato e dall'altro, in più di un'occasione. Fin qui nessuno ammonito se non il tecnico dell'Accademia Abbatese. Panzeri direttamente nell'area di rigore avversaria, Macera non esce, fa scorrere il pallone, controllando a vista l'inserimento di Rachele Nicoletti. E dunque rimessa dal fondo, 2-0 Catania. Ormai al 30° minuto di gioco. Macera andrà lungo con i piedi. Basilotta, stop complicato, si intromette ancora Nicoletti, poi Dorso prova il break, c'è confusione lì, allora Nicoletti con la punta prova ad imbucare, ancora Nicoletti che insiste, la palla arriva dalle parti di Dorso, alza il pallone, c'è il calcio di punizione in favore dell'Accademia Abbatese, occhio perché è una posizione molto interessante. Nicoletti o Papaleo, vediamo chi andrà alla 92 così come deciso da mister De Sarno. C'è anche Nicoletti in realtà sul pallone che con il sinistro potrebbe mettere il pallone o direttamente in porta all'indirizzo punto di Macera oppure potrebbe metterlo nel mezzo. Dorso tra le più alte della formazione ospite, si muove anche Catalano. Allora va Papaleo col sinistro sul secondo palo proprio per Dorso, palla respinta, primo pallone non arriva nessuno, poi con la spalla Panzeri butta giù la propria avversaria. Qui in compressione fra Papaleo e De Sarno. Calcio di punizione battuto di Vittorio. Lillima è autrice di una delle due reti, bella qui l'imbucata per Martinelli, Panzeri sul pallone, intervento deciso quello da parte di Vanessa Panzeri, baluardo difensivo nella formazione campana. Dorso allunga ancora e dunque altra rimessa laterale. Qui grande movimento da parte di Fagol che di fatto si smarca dalla propria avversaria di prima intenzione. Turn all'indirizzo di Lillima, il tiro da parte della 72, cercato il gol del 3-0. Marie-Lise Lillimae, palla a lato. Lillimae anticipa tutti, poi serve Martinelli, occhio perché da lì può anche andare in porta. Sterza va col sinistro, pallone alto, quello di Martinelli. Altra rimessa dal fondo. Papaleo
Palla lunga, ancora in gioco, Panarello la scorta fino ad oltrepassare la linea. Qui c'è qualche problema per Nicoletti che è fuori dal campo, cade giù. Si è fatta male Rachele Nicoletti. Ancora a terra Nicoletti. Gioco fermo dunque. Ancora rimessa laterale. Ancora Vacchino con le mani. Tratti negli ultimi 10 minuti del primo tempo. Catania avanti 2-0. Non ha le firme qui il primo di Panarello e non Martinelli, dunque col tapin vincente. Occhio, qui Panzeri leva ogni dubbio, dicevamo, e poi il 2-0 firmato da Lilli Mae. Un bel gol esterno destro di prima intenzione, uno sgavetto che ha tradito Pascale e dunque doppio vantaggio rossazzurro, che adesso chiaramente gioca anche a cuor leggero. Qui gran giocata di Cammarata, poi messa giù, calcio di punizione. Il pallone giocato di testa, prova Di Vittorio, poi ancora Lilli Mae, scarica per Pels, centralmente Di Vittorio, si gira! Grandissimo gol qui di Irene Di Vittorio, che mette dentro il gol del 3-0, difensore che si improvvisa bomber, girata micidiale. Catania 3, Abbatese 0, en plane rosso-azzurro. Gol strepitoso qui di Irene Di Vittorio. La classe 2006 sicuramente non è una delle tiratrici più esperte del Catania, però lì ha ricevuto il pallone, si è girata bene e ha battuto Pascale. Qui lo andiamo a rivedere, vedete, bucata centrale, stoppa, si gira e senza pensarci due volte deposita una bordata all'indirizzo di Pascale e dunque 3-0. Dorso, Abbatese sotto shock adesso, deve trovare una soluzione, almeno una reazione. Pallone un'altra volta messo fuori da Papaleo, dunque rimessa laterale in favore rossazzurra. Dicevamo di un primo tempo sicuramente a tinte rosso-azzurre, adesso catanesi che però stanno prendendo il largo con questa bella realizzazione di Irene Di Vittorio. Dorso centralmente per Penna, che però non arriva, dunque adesso va a pressare su Macera. Macera, non salta nessuno sulla sfera, arriva a Battimeli, poi Dorso appoggia su Papaleo, solita pressione di Vacchino insieme a Terna,
alzato il pallone, Panarello un pochino alta, qui Battimelli deve proteggere la sfera, poi Catalano, ancora Catalano, prova ad imbucare, ottimo qui intervento, c'è un calcio di punizione, però per un tocco di mano sul contrasto precedente, e dunque Panzeri andrà con i piedi. Dunque con i piedi Panzeri. Panzeri, pallone dentro, rimbalzo controllato da Macera, direttamente in porta. Cammarata tocca, rimessa laterale in favore dell'Accademia Abbatese, con Papaleo in avanti per Penna, prova a giocare il pallone Penna, messa giù, non c'è fallo, si gioca sulla ribattuta poi Nicoletti, altra rimessa laterale con Panarello che andrà con le mani. Fagel, lunghissimo il pallone per Martinelli, tocca e poi rientra Vigiani, ancora la pressione di Calvanese per non far girare Lillimai, che però serve Basilotta d'esterno per Tern, palla in rimessa laterale. Dorso prova a sradicare il pallone dai piedi di Cammarata, la palla in gioco, si può continuare con Pels, poi Fagel, anzi Panarello prova a scappare via dalla pressione di Pellecchia, allunga il pallone per Lillimae, come può Calvanese allontana il pallone, arrivava come una rapace Lillimae. Chiaramente Catania che ha cambiato il registro da quando ha ingaggiato a dicembre le 4 giocatrici estoni, praticamente una per reparto, se togliamo l'estremo difensore confermato Macera, poi Fagel come centrale di difesa, centrale di centrocampo Pels, come esterni Lilima e come terminale offensivo di fatto Tern, e chiaramente 4 giocatrici che hanno rivoluzionato questo Catania. Pensate che all'andata, come dicevamo nel prepartita, finì 5-1 in favore dell'Accademia Abbatese. Oggi partita che almeno fino ad ora sembra nettamente diversa, con il Catania avanti di 3 reti. Tre minuti alla fine del primo tempo, chiaramente nell'attesa di conoscere l'entità del recupero. Con la testa allunga Pellecchia, il pallone rimane lì, Pellecchia addirittura in porta, palla ampiamente fuori, nessun pericolo per Macera che fin qui è dovuta intervenire solo in poche occasioni, però non ricordiamo una lucida occasione di gol in favore dell'Abbatese, se non qualche calcio piazzato dove il Catania comunque è riuscito a difendere bene. Pels alza questo pallone, dorso, spalla a spalla con Martinelli, alla meglio la 11, allora Martinelli apre il campo dalle parti di Vacchino, pallone molto lungo che termina dunque sul fondo, occasione sprecata dunque qui dal Catania. C'è un'altra giocatrice a terra, si tratta di Sara Dorso, classe 2007.
Dorso esce temporaneamente dal campo. Panzeri. Molto alto il Catania adesso, praticamente tutte le 10 giocatrici di movimento del Catania nella metà campo avversaria. Ora, rimessa laterale, un angolo cieco rispetto alla nostra postazione. Catalano allunga il pallone in avanti, fa gol, fa buona guardia, ancora fa gol, scappa via, poi serve Pels. Basilotta non apre il gioco, prova ad andare centralmente con Martinelli che da lì davanti insomma prova a dare delle indicazioni. C'è un minuto di recupero segnalato dal dirigente rossazzurro, così come ha voluto il direttore di gara. Panzeri qui allontana ma solo per un attimo, continua a giocare Basilotta, alza questo pallone, la palla rimane lì, Martinelli prova a giocarla, poi Panzeri leva via ogni dubbio e allunga il pallone su cui può correre Nicoletti. Di Vittorio protegge la sfera, poi serve Macera, si allarga Fagol. Macera centralmente, dorso prima di tutti, poi Fagol ancora una volta allontana, ribadisce Papaleo in avanti, deve uscire Macera. Panarello però non si fida, un attimo attardata qui l'estremo difensore del Catania, dunque palla messa in touche, sarà probabilmente l'ultima occasione di questo primo tempo. Papaleo con le mani. Penna, raddoppiata, scarico, pallone scodellato dentro, prova a saltare Battimelli, poi ci prova da lontanissimo Panzeri, tiene il pallone Macera ed è l'ultimo del primo tempo. Un primo tempo a tinte rossazzurre, come dicevamo, Catania che chiude i primi 45 minuti avanti per 3-0, ha aperto le marcature, il tapin vincente di Panarello sul tiro cross di Martinelli, poi il tocco, lo sgavetto di Lilli Mae a firmare il 2-0 ed infine la terza rete realizzata da Irene Di Vittorio che, nonostante la sua posizione sia appunto una posizione difensiva, si è ritrovata al limite dell'area, stop e girata da Vera Bomber, che dunque firma fin qui il 3-0 in favore del Catania. Noi andiamo in pausa, ma durante la pausa restate connessi perché abbiamo sentito nel prepartita i due dirigenti delle due squadre, insomma Massimiliano Borbone, il direttore tecnico del Catania, per quel che riguarda appunto la società etnea, e invece per l'Academy Abbatese abbiamo sentito il direttore sportivo Gerardo Guerino. A tra poco. Guarino dell'Accademia Abbatese, è una Abbatese rivelazione, ne abbiamo parlato nel prepartita con il mister, è una Abbatese che sta facendo divertire anche la società, insomma quali sono le sensazioni visto che siamo vicini alla fine del campionato? Allora, buongiorno a tutti, sì, è una Abbatese che fa divertire, ci fa divertire e ogni domenica mettiamo in campo quello che il mister prova tutta la settimana, con umiltà e con impegno stiamo riuscendo a fare un buon percorso. È una Abbatese creata per la salvezza, la ricerca di questa salvezza, che poi si è trasformata insomma in una delle inseguitrici alle zone playoff. Qual è il segreto in società? Allora sì, noi essendo una neopromossa dall'eccellenza dove il divario del campionato ovviamente è enorme, abbiamo cercato di fare una squadra ma di tutto dal punto di vista umano che era molto molto forte, infatti il gruppo è una cosa eccezionale, ci trasmette passione, ci trasmette grinta, voglia, ogni partita loro ci mettono il massimo dell'impegno. Dal punto di vista tecnico molte calciatrici le conoscevo, mi aspettavo che facessero un buon campionato, però diciamo che hanno sorpreso qualsiasi aspettativa, quindi siamo veramente contenti e i complimenti vanno a tutti, dalla società allo staff alle calciatrici, e oggi ci giochiamo qualcosa di emozionante, di bello, che spero ci dia tante soddisfazioni. Se diamo uno sguardo anche in avanti ai prossimi anni, qual è la mission e l'obiettivo della società per gli anni che arriveranno?
Sicuramente quello di adesso è stata una prima pietra questo campionato, puntiamo ovviamente a crescere come società, come organico, come squadra, e l'obiettivo è di guardare sempre avanti. La società è una società giovane, siamo una squadra molto giovane, la nostra più grande, l'unica grande ragazza che abbiamo è 95, poi la prossima più grande è 2002, quindi ci sono in campo 2007, 2008, abbiamo 2009, cioè è una squadra che può crescere tanto, ha tanto futuro davanti e noi speriamo di dargli tutto quello che possiamo dargli per farle crescere alla grande. In bocca al lupo per il futuro. Crepi, grazie. Eccoci con Massimiliano Borbone, insomma, il direttore del Dipartimento Femminile del Catania FC. Direttore, è un Catania che è cresciuto tanto in queste settimane, che adesso vive il proprio momento da capolista di questo girone D, è un Catania FC come società che sta investendo tanto su queste ragazze. Sì, diciamo che quest'anno abbiamo provato a fare un salto di qualità, abbiamo iniziato pianificando una stagione che speravamo potesse darci grandi soddisfazioni, poi con una classifica diciamo che eravamo in lotta dall'inizio, la proprietà come sempre non ci fa mancare il proprio supporto, ci ha messo nelle condizioni di poter migliorare ulteriormente la squadra a dicembre. Adesso siamo lì in lotta, ancora mancano 4 partite, quindi c'è tanta strada da fare. Ad oggi siamo orgogliosi del percorso che stiamo facendo. Ecco, appunto, la società sta investendo, non vi sta facendo mancare nulla. L'obiettivo societario è la promozione in Serie B? Ma sicuramente giocare per questa maglia, avere questa proprietà alle spalle impone di dover sempre giocare cercando di ottenere il massimo. E quindi sappiamo che se non è quest'anno sarà il prossimo, sarà l'altro ancora. Questa è una società che è destinata al crescere, quindi chi viene nel Catania, chi indossa questi colori deve avere sempre l'ambizione di giocare per il massimo. Poi sarà sempre il campo a decidere dove arriveremo. Fino ad oggi abbiamo fatto un buon percorso e speriamo di continuare così. Oggi siamo all'ennesima, tra poco, non sappiamo ancora il tempistica, però si tornerà a Torre del Grifa, no? Il Catania tornerà nella propria casa storica. Quanto impatterà questo anche per il mondo dell'area femminile? Sicuramente è una situazione molto importante per la crescita della società, perché quando hai una struttura come Torre del Grifo a disposizione, considerando anche Enesima, abbiamo veramente degli spazi sufficienti per poter fare tutta l'attività che ci aspettiamo. È un po' quello che dicevo poc'anzi, no? Una proprietà di questa che continua ad investire in questo modo, sta poi a noi nella quotidianità dimostrare di essere all'altezza loro e pianificare nel miglior modo possibile quello che è lo sviluppo di questa società. Sicuramente sappiamo che aumenterà la qualità del nostro lavoro, perché è un centro che conosco bene, quindi so quello che può darci, soprattutto per la crescita sia delle nostre ragazze che dei ragazzi. Ripeto, questo è un Catania che continua a crescere e crescerà tantissimo nei prossimi anni. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie.
Eccoci ancora in diretta al comunale Tinesima qui a Catania, dopo per il secondo tempo Catania Academy Abatese si riparte dal 3-0 in favore del rosso azzurro, quest'oggi qui in maglia bianca. Si parte, inizia il secondo tempo con il primo possesso da parte della formazione abatese, la pressione come sempre alta, le ragazze in questa partita si appoggia Porta palla Vinci! Vinci, porta palla! Portala la palla! Sei sola Vinci!
Penna, ancora Penna che protegge il pallone, serve Nicoletti, alza il tiro, poi deve scaricare, Russo nel difficile, con Tocco si gioca ancora palla dentro, rimessa ancora Nicoletti per un contatto, si spaccia la difesa della Batese. Non c'è sta fretta! 10 gol in questo campionato realizzati insieme a Nicoletti e 6 di Catalano, 3 giocatrici che realizzato la maggior parte del gol della camera per Martinelli. Martinelli momento decisivo, fatto di Panzeri, concede il corner sicuramente Dai! altro angolo, altro corner, sempre Basilotta, pallone stavolta sul secondo palo, allontana Pascale come pallone Martinelli, finisce per Basilotta, la parata da allontanissimo sul fondo, provato dalla distanza. Rimane sul 3-0 in favore del Panene protegge il pallone dall'arrivo di Pellecchia, si ferma la spera, ancora Pellecchia lotta sportellate il grande Panene in favore della Batese, macchina molto numerosa quella dell'Accademia Batese. Oh, ma che è tutto sto così? Giassi dal primo minuto, veramente una grandissima stagione quella dell'Accademia Batese, la neopromossa quest'anno, insomma, segnando la salvezza, sta giocando un posto nei playoff. Catalano punta la porta, ancora Catalano, panchina, adesso chiama la carica Penna. La Batese adesso cerca almeno un gol per accorciare le distanze e riaprire le... Dai, concentrate! È chiaro che 3 gol di distanza sono parecchi, c'è tutto il tempo per cambiare il risultato. D'Urso Va bene! non riesce ad indirizzare, sarà D'Orso. 2007 presenti nella formazione dell'Accademia Batese, lei Pellecchia molto giovane, formazione del tecnico De Sata. Abbiamo sentito insomma il direttore sportivo una Batese che sogna più grande, guarda così larga per Pacchino che tiene in campo il pallone, ora Pacchino il tempo al proprio avversario, poi tapa leggermente la terza per Catalano apre di prima intenzione Nicoletti senza guardare, un po' a memoria per Penna,
ancora possesso Abbatese con Nicoletti, Dorso, Nicoletti, adesso un po' più basso rispetto al solito, Albani, che spazio, pallone del Trovo, spazio. Comunque se tu vuoi al Crociere se Diana stanno uscendo con la macchina, poi ti puoi fare lasciare da me e poi ti accompagno io. Piazza, senza troppe difficoltà, Martinelli. Basilotta, col destro. Mezzo, tocca. Doppietta personale. Allora è già giocato. Altissimo il Catania. Pascale, benissimo. Dorso, passa, Pascale. Gioca fuori scopo adesso Abbatese, Azzeri, mezzo interamente nel campo avversario. Gialla, Dorso, Pascale, Azzeri. Lancia via il pallone. Arbitro! Ma che è un macello là? Sì, cartello giallo uscito fuori. Ma che è il mercato regionale? Guardo dentro, Martinelli. Brava! Va bene, dai! Dai così! Che puoi fare? Dal fondo, cronometro. Intervento da parte di Vigiani, si gioca come una Abbatese, può ripartire in velocità con Catalani. Spesso accade su Riccardo gestire il batti e ribatti, si gioca a lungo
piccolo, questo è il primo cambio della partita. Prende il primo posto. Guarda di qua. Si gioca, quasi lotta. Nicoletti. E dietro, arbitro! Oh, chi è rigore? L'impegno da parte di Papaleo, lunghissimo Papaleo, adesso Academy Abbatese. Freddo inverno che ormai abbiamo alle spalle. Già, all'indirizzo di Panarello, prima avvenita della partita. Intanto già si rilassa petto scomposto con Panarello. Attenti ragazzi, attenti! Calcio di punizione già battuto, altro contrasto, altro calcio di punizione. Dunque altra punizione. Ancora Academy Abbatese. Posizione un po' più centrale rispetto a prima. Adesso vedremo come giocherà Penna, se andrà direttamente in porta o meno. Dunque Penna pronta ad andare. Parte Penna in porta. Non c'è il tocco da parte di Macera e dunque sul fondo grande punizione qui per Macera. Qui era stato richiesto un tocco e invece così non è stato. Attenzione a quest'altro pallone con Terna.
Martinelli fa scorrere lungo il fondo calvarese, possesso per l'Academy Albatese. Palla lunga, Pels appoggia, poi Fagel allunga il pallone per Vacchino, ancora Vacchino, sterza sul sinistro, poi sul destro, Vacchino prova a prendere il fondo, poi mette dentro un po' a memoria, Terna aspettava questo pallone. Papaleo con la testa, Basilotta, Terna a memoria per Martinelli, ancora Martinelli che prova a tenere con sé il campo, c'è un calcio di punizione secondo l'arbitro, non secondo, calcio di punizione, pardon, calcio di punizione o comunque calcio d'angolo secondo l'assistente, non secondo l'arbitro che invece era molto vicino e ha visto diversamente, dunque rimessa dal fondo. Capirete bene ovviamente le proteste da parte del tifo rossazzurro presente qui oggi, circa poco più di 150 tifosi. Pascale. Centralmente da Panzeri, poi Piccolo, Papaleo, la ribattuta di Vacchino, poi la pressione proprio su Papaleo che protegge la sfera con la suola, Papaleo si gira, ottiene una rimessa laterale. Qui in contrasto si gioca, Catalano spinge con le mani la propria avversaria. Calcio di punizione. Sessantottesimo minuto che è già volato via. 3-0 per il Catania che adesso sta gestendo questo vantaggio. Pallone scodellato nel mezzo, poi la ribattuta, Lilli Mae mette giù la sfera, la porta sull'esterno, allontana come può la Batese, dunque Dorso centralmente, non benissimo qui per Nicoletti, si gioca, Cammarata allarga a memoria per Vacchino che deve fare gli straordinari per tenere il gioco sul terreno di gioco, dunque Vacchino sterza centralmente, poi toccata, si butta giù, calcio di punizione, tocco evidente, e dunque altro calcio di punizione, stessa zona di poc'anzi, qualche metro più avanti, siamo un po' più vicini all'area di rigore difesa da Pascale. Sul pallone Martinelli, pronta a battere, salgono dunque le saltatrici. Martinelli, pallone sul secondo palo, rimane lì, poi spazzato via dalla difesa della Batese, non è finita, Lilli Mae protegge la sfera, Pels si appoggia su Basilotta, centralmente per Panarello, in posizione regolare, anzi no, secondo l'arbitro tira Panarello, pallone fuori, ma c'era già alta la bandierina da parte dell'assistente, dunque fuori gioco. Dunque Pascale, la giocatrice tra l'altro più grande in campo, Maria Rita Pascale, 31 anni, classe 95, lo dice di più, esperienza insomma tra le fila della Batese. Dall'altra parte per il Catania c'è una 94 in panchina, Elisabetta Fiorella, poi tutte ragazze dal 2000 in su. Dorso lotta su questo pallone, Pels, arriva Nicoletti dalle retrovie, prova a ripartire, messa giù, calcio di punizione con Cammarata che allontana il pallone.
altra protesta da parte di una molto rumorosa panchina dell'Abbatese quest'oggi. Punizione già battuta, Calvanese, basso il pallone intercettato da Cammarata che porta il pallone insieme a Terna, occhio alla 13, centralmente c'è il rientro di Panzeri puntuale, dunque ancora Abbatese. Nicoletti, Calvanese sulla destra non viene servito, Nicoletti prende l'interno, ancora Nicoletti, uno sguardo in porta, direttamente in porta, blocca Macera, tiro molto debole, chiaramente a distanza sicuramente non vicinissima. Macera sfrutta tutti i 5 secondi a propria disposizione per rimettere in gioco il pallone. Si lotta al centro del campo, Piccolo di prima intenzione dalle parti di Pellecchia, allarga il gioco per Nicoletti che punta alla porta. Nicoletti, uno sguardo dentro di prima, in mezzo per Penna con la testa, Macera tocca la palla, rimane lì, Catalano poi la rifinisce, pallone ancora lì in mezzo, arriva poi Lilli Mae a buttare il pallone fuori dal campo per evitare guai peggiori. E dunque calcio d'angolo qui al 72esimo, forse la prima vera occasione dell'Academy Abbatese, è andata vicinissima al gol dell'1-3. Corner. Nicoletti dalla bandierina, scodella nel mezzo, Catalano prova con la sforbiciata, la palla rimane lì, ci mette la testa ed è calcio di rigore in favore dell'Academy Abbatese. Qui sicuramente da rivedere, perché da un lato c'è la gamba alta del difensore del Catania, dall'altro c'è la testa comunque bassa da parte di Papaleo, contatto che c'è sul piede, qui le proteste lo vedete da parte della difesa del Catania e dunque calcio di rigore. Il tiro attraversa gol, accorcia le distanze la formazione ospite con Nicoletti che trova il gol dell'1-3. E dunque 17 minuti più recupero per l'Abbatese per recuperare questa partita, dall'altra comunque un Catania che nonostante il gol dell'1-3 siglato da Nicoletti fin qui ha insomma gestito il match. 3-1 ha segnato Nicoletti, e dunque Catania che adesso si riversa in avanti per dare subito un segnale alla partita alla ricerca del nuovo +3. Lilli Mae con le mani. Terna prova a scappare via centralmente, ci mette ancora una volta una pezza Calvanese. Sempre Lilli Mae con le mani centralmente per Dorso che allontana, ma di fatto consegna il pallone a Cammarata. Si lotta su quel pallone Nicoletti per Pascale con i piedi, poi Piccolo si gioca da lontanissimo, gran botta qui da parte di Fackel che insomma fuoriuscita dalla propria posizione, difensore centrale, è andata direttamente in porta. Adesso Pascale lunghissimo, Basilotta evita il rimbalzo, Cammarata protegge la palla, però il rimbalzo del pallone la tradisce, dunque Piccolo prova ad impostare, ancora Piccolo,
se per male la propria compagna Pellecchia. Qui Tern è in fuorigioco, grande stop da parte della numero 13. Si gioca, Panzeri, calcio di punizione da parte di Catalano su Vacchino, partita molto nervosa adesso. Punizione da un lato e dall'altro. Andrà Macera direttamente con i piedi. Macera non tocca Basilotta, tocca dorso, poi rimessa laterale in favore ancora del Catania. Dunque Basilotta, palla giù. Non benissimo Basilotta, qui Piccolo poi allontana il pallone, di fatto innesca Nicoletti, la corsa di Nicoletti che poi tiene il pallone in campo, ancora giocabile il pallone. Dunque si gioca Di Vittorio, Pels appoggia per Panarello, unica ammonita del match, la 22. Si gioca ancora con Macera per Vacchino, palla che sfila, non arriva alla 30 e dunque può rimettere in gioco con le mani il pallone Papaleo. Da terra prova a giocare il pallone Catalano che insiste ancora una volta, intervento in ritardo, cartellino giallo per Catalano, è la prima ammonita tra le fila dell'Academy Abbatese. Gioco fermo dunque. Anche una giocatrice dell'Academy Abbatese a terra per Crampi. È stata una partita sicuramente ad alta intensità e adesso si preparano le squadre per effettuare diversi cambi, almeno uno tra le file del Catania, e mi sembra di vedere anche in panchina dell'Academy Abbatese Zubida Elbastali, pronta ad entrare. Sta preparando insomma scarpini e calzettoni. Si ripartirà dunque da questo calcio di punizione. Battuta all'indietro, Macera. Uno sguardo avanti col destro. Pels riparte da Macera, l'arrivo di Nicoletti, Macera allontana via il pallone. Papaleo si gioca con Piccolo che allunga per Penna, palla un po' troppo lunga, qui fa gol, tiene il pallone, la palla ancora in campo, l'ultima a toccare è proprio la 66, dunque ancora possesso in favore dell'Academy Abbatese con Papaleo. Papaleo con le mani per Penna, allontana il Catania. Piccolo protegge, serve con la testa dalle retrovie Vigiani, poi pallone ancora per Panzeri. Allarga il gioco, Calvanese. Si muove Dorso, palla per lei. Ancora Dorso. Tocca a Basilotta, concede la rimessa laterale. Academy che si sistema, dunque c'è il cambio tra le fila del Catania. Fuori Martinelli. Sicuramente Martinelli, vediamo anche chi.
mi sembra di vedere Flavia Scambato, adesso confermiamo. Dunque fuori Martinelli al suo posto. Flavia Sgambato. Dunque Martinelli per Sgambato. Questo è il cambio. Questo è il cambio, primo cambio. Poi è uscita anche Facchino al suo posto, Diana Suvita. Questi i due cambi tra le file del Catania. Tra poco arriveranno anche i cambi dell'Academy Abbatese. Dunque Suvita prende il posto di Facchino. Suvita di prima intenzione all'indirizzo proprio di Sgambato, poi palla che passa, allontana come può la difesa dell'Academy Abbatese. C'è una giocatrice ancora a terra tra la parte dell'Academy Abbatese. Qui Lilli Mae era scappata via, arriva il cartellino giallo per Calvanese, che ha trattenuto irregolarmente in maniera vistosa la propria avversaria. E dunque calcio di punizione piazzato interessante qui per le rossazzurre, mentre c'è ancora una giocatrice a terra. Dovrebbe trattarsi di Papaleo, se non vado errato. Sì, si rialza Papaleo, ha problemi vistosi a una gamba, crampi per la 92. Mentre dall'altra parte prepara il calcio di punizione il Catania con Basilotta e Sgambato. Basilotta, centro dell'area, tocca, ci ha provato con la testa di Vittorio. Facile parata quella di Pascale. Pascale va col destro, pallone altissimo, Dorso fa rimbalzare il pallone, il secondo però è preda della sua testa, dunque Pels deve scaricare su Panarello. Pels, ancora Pels in mezzo al campo, 1-2 che si chiude insieme a Sgambato, poi sempre Pels, uno sguardo avanti, aspetta l'inserimento di Basilotta, la palla è per lei, c'è un contatto, calcio di punizione. Qui altro contatto, altro calcio di punizione. Dunque Basilotta insieme a Sgambato sul pallone, si allontana Basilotta e allora la 99 in posizione forse più che di cross, direi una posizione da tiro. Va Sgambato, esterno della rete, mentre ci sono dei cambi per l'Academy Abbatese. Vediamo chi esce. Beh, sicuramente Papaleo. Fuori Papaleo, fuori anche Pellecchia. Questi due cambi, sia Papaleo sia Pellecchia fuori, dentro El Bastali e se cerchiamo di capire chi insieme a Del Bastali entra pure Isabella Martino. Fuori anche Martino, fuori, pardon, dentro Martino, fuori anche Basilotta. Occhio a Penna, nel frattempo seguiamo la partita mentre è uscita Basilotta al suo posto dentro Carlotta Asciuto, classe 2009. Lei che è già stata nel giro delle rappresentative
giovanili della Lega Nazionale Dilettanti, un talento che insomma la Lega sta monitorando già da qualche anno, molto molto interessante. Sgambato, spalla alla porta, prova a girarsi, subisce fallo poi. Fagel pronta a rimettere in gioco il pallone. Pallone in avanti. Tocca a Diana Suvita, poi il pallone che termina sul fondo. Si ripartirà con la rimessa. Martino, pallone in gioco, non secondo il guardalinee. Dunque non c'è la rimessa laterale, ma il calcio di punizione. Dunque El Bastali ha già battuto. Pallone fuori. Di Vittorio. Dorso con la testa, poi Catalano con il tacco, lunga per Penna, Panarello in uscita, ancora Panarello, salta la propria avversaria, poi serve Cammarata, pressata da Dorso, Cammarata prova a metterla sulla corsa, col destro mette dentro, arriva Vasciuto. Pascale con i piedi, pallone altissimo, Nicoletti cerca il pallone, Lillimae. Poggia su Panarello, ultimi 2 minuti di gioco, poi recupero. Lillimae centralmente per Sciuto, allontana la difesa dell'Abbatese. Nicoletti prova a scappare via, non c'è fallo, si gioca. Di Vittorio in buca per Tern, che aveva capito le intenzioni di Di Vittorio, ma solo in un secondo momento. Ha fatto un po' il ritardo nella idea di gioco Tern. Si gioca, palla in avanti per la corsa di Penna, ancora Penna a inseguire, lotta a lotta con Fagol, si gioca per il tiro di poco a lato, c'era comunque il calcio di punizione in favore del Catania per il contatto fra Penna e Fagol, dunque calcio di punizione. Calcio di punizione dunque con Macera che sta posizionando il pallone, chiede alle proprie compagne di alzare il baricentro. Macera con i piedi, pallone lunghissimo, tira a lunga per Lillimae, posizione regolare, ancora Lillimae, scappa via sul lato di sinistra, uno sguardo dentro, poi sterza, appoggia per Tern col sinistro, palla che si impenna. Grande occasione qui per il Catania, questo finale. Manca il pallone. Numero 13 Tern. Dicevamo 12 gol da quando è arrivata a Catania, ovvero dicembre. Patto devastante. El Bastali di prima intenzione a cercare Martino. Lillimae ci mette una pezza, adesso Catania che insomma chiaramente sta difendendo il risultato. El Bastali consegna di fatto il pallone a Sgambato che prova a prendere l'interno, ancora la 99, Sgambato porta a spasso il pallone, poi lo ferma, si gira, ancora Sgambato, uno sguardo dentro da Suvitra a destra, ancora Suvitra, pallone nel mezzo, ci pensa Panzeri a tenere con sé la sfera. Calvanese, qui messa giù la propria avversaria, calcio di punizione con
Calvanese che è scappata via, poi ha perso il pallone, ha commesso fallo mettendo giù su Vitra, dunque piazzato in fase parecchio laterale. Cinque minuti di recupero, fuori Calvanese e Catalano, c'è spazio per D'Urso. Dunque dentro D'Urso e Donnarumma, questi i cambi. Calcio di punizione, pallone corto, il tiro di prima intenzione da parte di Mary-Lise Lillemae sul fondo. Rimessa già battuta, El Bastali, finta, poi allarga a sinistra da D'Urso, prova ad affondare ancora Cammarata, ultimi palloni, siamo già entrati nel recupero, 2 già volati via, mancano 3 alla fine della partita dei 5 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara Forti, sezione di Caltanissetta. Sgambato, poi allarga per Lillemae, perde il pallone, poi prova a riconquistarlo, Ters non c'è farlo, allora Tern, pallone nel mezzo per Sciuto che non arriva, occhio perché l'azione non è finita, su Vita di prima intenzione, poteva forse controllare da lì la 32 del Catania, invece ha provato di prima intenzione a servire Sciuto, è stato non ottimale, qui rimessa laterale concessa da Di Vittorio. Martino, ultimi 2 minuti. Qui pallone messo avanti, Macera blocca la sfera e tiene con sé il pallone. El Bastali, pallone allungato, sgambato, fa gol. El Bastali ribadisce in avanti per Penna, messa giù, calcio di punizione. Ultimo minuto da giocare. Ovviamente vi ricordo di rimanere con noi perché andremo a bordo campo con le interviste di fine partita. Andiamo a sentire impressioni post match, questo freddo pomeriggio catanese. Panzeri, lungo il pallone, D'Urso con la testa, Macera, a buona guardia. Ultimi secondi. Triplice fischio, finisce così il Catania, chiude virtualmente la corsa al primato nel girone di +9 dall'Abbatese. Vola il Catania FC che conquista 3 punti fondamentali e a 3 partite dalla fine è prima della classe.
e sogna chiaramente la promozione in Serie B. Tanta la delusione in casa Academy Abbatese. Finisce così il match, noi andiamo subito a bordo campo con le interviste di fine gara, tra poco. Siamo ancora in diretta qui dal comunale di Nesima, ci ha raggiunto il capitano dell'Academy Abbatese, Flavia Catalano, sottofondo i festeggiamenti del Catania, ma va bene lo stesso. È stata una partita su cui avete lottato, tanti contrasti, tanta voglia di vincere, 3-1 per il Catania, però è stata un'Academy Abbatese che fino agli ultimi minuti ci ha creduto. Salve, buonasera a tutti. Noi siamo queste, noi siamo una squadra che ha tanto cuore, tanta anima, siamo una squadra però giovane. Il nostro obiettivo diciamo che l'abbiamo raggiunto, noi siamo in una posizione di classifica che non ci aspettavamo, abbiamo sorpreso un po' tutti, il risultato dell'andata contro una squadra comunque costruita per vincere, molto forte, che si è rinforzata, quindi il risultato è stato diciamo diverso e ci dispiace, noi siamo venuti qui con la testa per vincere, noi ci credevamo e crediamo ancora comunque al nostro obiettivo perché noi abbiamo tanta anima, tanta cazzimma e siamo un gruppo che veramente io non ho mai trovato, io sono fiera e fiduciosa della mia squadra, la reazione del secondo tempo determina tutto e fa capire che squadra siamo. È un'Academy Abbatese che è stata insomma la sorpresa di questo girone, visto che ne mancano poche alla fine della stagione, sperando ovviamente in una qualificazione ai playoff. Per quel che vi riguarda è stata una gran bella stagione. Come l'avete vissuta anche all'interno del gruppo? Vi siete divertiti e avete fatto divertire? Assolutamente, diciamo che il divertimento credo sia la base, perché ricordiamoci che è pur sempre un gioco, quindi diciamo che la nostra passione e la nostra comunque anima, che il mister è stato molto bravo, la società, il gruppo, ma soprattutto noi ragazze insieme allo staff, tutti dal primo all'ultimo abbiamo creato qualcosa di unico, secondo me, di speciale, l'abbiamo dimostrato in questo campionato, abbiamo detto la nostra e noi daremo l'anima, noi ci crediamo, fino alla fine diremo la nostra, ne sono certa. Flavia, in bocca al lupo per queste ultime 3 partite. Grazie mille Crepi e a voi, grazie. Grazie a Flavia Catalano, ci raggiunge Paranello, eccola. Ciao, benvenuta, eccoci, avvicinati. E allora, una grande vittoria, bisognava vincere per chiudere un po' virtualmente il discorso del primato in classifica, è stato un grande Catania. Sì, sicuramente abbiamo approcciato la partita col piede giusto, sapevamo sarebbe stata una partita difficile, però appunto sappiamo anche
con umiltà quali sono le nostre qualità e oggi penso che l'abbiamo dimostrato. Partita sofferta sicuramente, ma abbiamo dimostrato di quello che facciamo ogni settimana, quello che siamo. Siete cresciute tanto anche rispetto all'andata, c'è stato un risultato diverso, è vero ci sono stati nuovi innesti, cosa pensi del percorso che avete fatto per arrivare a questa vittoria? Penso che in generale la squadra sia stata una squadra costruita per fare risultati. Piano piano stiamo crescendo, ovviamente ci siamo conosciute e devo dire che abbiamo ingranato e ad oggi stiamo dimostrando il nostro valore. Cresce il sogno Serie B. Siamo scaramantici, quindi noi non diciamo niente, però step by step, però mai dire mai, ecco, siamo sulla giusta strada. In bocca al lupo. Grazie, vive il lupo. Grazie, salutiamo Panarello, dunque termina qui anche questa diretta, noi vi ringraziamo per averci seguito, Catania batte 3-1 l'Academy Abbatese, virtualmente chiude il discorso per il primo posto del girone D, noi vi rimandiamo ai prossimi appuntamenti sui canali della Lega Nazionale Dilettanti, da Giovanni Sere è tutto, un ringraziamento a Andrea Puleo in regia e ovviamente al coordinatore giornalistico Vitalo Cantore, come sempre ci segue. Buona serata a tutti voi.